Ciao, benvenuto innanzitutto. Allora ti chiedo tre cose. Innanzitutto, quali sono le tue prime impressioni da quando sei arrivato qui, ecco, come ti stai trovando e che cosa ti ha spinto ad arrivare qui al Venezia Football Club? No, già è un piacere di arrivare qua al Venezia. È il progetto del club di andare subito in Serie A il più veloce possibile per me, che l'ho già fatto già prima, lo voglio fare ancora con il Venezia. Il direttore mi ha chiamato, abbiamo parlato insieme, mi ha presentato il progetto, giocare con il Venezia e soprattutto perché è una bella città anche. Hanno un nuovo centro sportivo che ha tutto per crescere, per crescere come uomo e anche come giocatore. È questo che mi ha spinto. Ma a Venezia, prima di ovviamente essere ingaggiato come giocatore, eri già stato, l'avevi già visitata? No, è la prima volta, quindi arrivare qua, vedere i nuovi posti, bello, a me mi piace. Anche il fatto di arrivare nello stadio invece che in automobile o in pullman in barca è una cosa particolare. Sì, arrivare in barca è bello, in Valtello, sì. Anche per la mia famiglia, tutto, fare questo con loro è bello. Vai te, ciao, benvenuto. Senti, com'è stato l'impatto con Mr. Stropa? Sei appena arrivato, però insomma è un attore così importante, come ti stai trovando? No, con lui mi ha sempre dato fiducia e questo è importante per me, di sentire la fiducia del mister. Quando sono arrivato mi ha spiegato come lui vuole, soprattutto il quinto per me. Mi dice che io devo dare sempre il massimo, che devo giocare come so fare e basta. Senti, hai parlato di ruolo, tu sei nel quinto di destra ma puoi fare anche il centrale. Hai una preferenza nel muoverti nelle varie spot di ruoli oppure cambia poco? Io il più importante per me è giocare, basta. Dopo no, a me mi piace correre, sono un uomo che si piace andare in avanti a attaccare la porta, a difendere, a dare sempre il massimo. Secondo me il quinto di destro mi va bene, però posso fare anche un momento, se c'è bisogno di venire un po' centrale, posso fare tutto. Ciao, volevo chiederti, a Parma c'era questa possibilità di rinnovare, invece in Venezia sei inserito proprio in questo tipo di situazione, insomma. Per te è stato difficile, diciamo, accettare di scendere in categoria, perché comunque avevi dimostrato qualcosa anche in A, insomma, un giocatore come te, lì si sente parecchio, insomma. Scendere non lo so di categoria, perché il Venezia, come l'ho detto prima, è un nuovo centro sportivo e secondo me è un club di Serie A, ma adesso sta in campionato di Serie B. Però mi piace, non era difficile per me di abbassare tipo il livello, ma per me no, è stato bello. Non lo so come si dice, ma aspetta. Declassamento. Sì, tipo di scendere di categoria, per me non è stato un impatto così. Volevo chiederti, guardando la concorrenza, no? Il vostro obiettivo è chiaro a tutti, volete risalire in Serie A. Da quello che hai visto in queste prime 2 giornate, da quello che hai visto e anche sulla carta, quelle che sono state le operazioni che sono state fatte, poi li vedi come avversari cantate per, diciamo, per le vostre concorrenti per la Serie A. Vuoi sapere le squadre? Sì. No, sappiamo che la Serie B è difficile, che tutte le squadre possono andare in Serie A, che sarà difficile, sarà una gara ogni settimana, ogni partita, però spero che noi andiamo in Serie A. E poi non mi piace parlare di altre squadre, non ho idea su chi andrà in Serie A, chi andrà in Serie C, non lo so. Senti, a Castellammare non è stata una partita facile neanche per te, no? Su quella fascia l'hai dimostrato, in realtà ha spinto parecchio, insomma,
hai avuto del filo da torcere. Volevo chiederti quanto è contato giocare su quel sintetico, campo sintetico strano con cui avete giocato a Castellammare, che vi ha messo forse un po' di difficoltà dal punto di vista della gestione degli spazi. Sì, come l'hai detto, il campo era un po' più difficile, giocare su un sintetico così è stato difficile di pareggiare e di trovare i passaggi giusti, ma abbiamo fatto secondo me una partita più di mentalità che tecnica, perché giocare a 10 contro 11 è stato più livello mentalità e secondo me abbiamo fatto bene di abbiamo preso un bel punto. Senti, cosa hai pensato a vedere le parate di Stankovic? È incredibile, ho visto ancora di nuovo le immagini Soprattutto la prima. e grazie a lui. Senti, invece del periodo di Parma, cosa ti porti? No, mi porto tante cose, soprattutto quando sono arrivato è stato un po' più difficile per me, quindi ho dovuto lavorare, non mi sono mai fermato. L'anno scorso giocavo di più in Serie A, mi sono trovato bene, poi ero in scadenza e il Venezia è arrivato, abbiamo parlato insieme e il progetto mi è piaciuto. Altre domande? Avevi anche delle offerte dall'estero? Sì, ma niente di concreto. Cioè, stai bene in Italia, insomma? Cioè, Sì, no, mi piace l'Italia e soprattutto adesso Venezia, bellissima città. Tu sei proprio a Venezia città, Mestre, dove, se posso chiederti, non chiedo l'indirizzo. No, certo. No, per il momento sto ancora cercando, faccio qualche visita, però mi piacerebbe vivere tra Mestre e Treviso, perché anche Treviso è una bella città. A me sì, sto cercando ancora.